Bruno Lombardi, esperto di tradizioni popolari, continua il nostro viaggio per conoscere i candelieri di Sassari. Grazie per averci ospitato in questo bellissimo palazzo, il Palazzo Quesada di San Sebastiano. Poi tu ci dirai meglio chi è che ci ospita oggi, intanto per raccontarci qualche piccolo dettaglio sui gremi che poi sono i personaggi principali dei candelieri a Sassari. Benissimo, buonasera e grazie appunto a voi per essere qui. Insomma, siamo in questa bellissima cornice di un palazzo storico cittadino, come appunto stavi dicendo benissimo prima, Palazzo Quesada di San Sebastiano, oggi Palazzo Guarino Spanu. E questo palazzo, edificato nella prima metà dell'Ottocento, in realtà era già qui presente un palazzo storico, sempre appunto dei Quesada, e quindi questo palazzo ha visto almeno 500 faradde dei gandarieri, quindi 500 discese di candelieri, 500 motivi per mantenere una tradizione così radicata nel cuore dei sassaresi. Perché è così radicata nei cuori dei sassaresi? Un fatto storico documentato, parliamo di documenti che vanno almeno dal 1531. Noi abbiamo questo grande documento in spagnolo antico, che determina la discesa dei candelieri nell'ordine di rientro all'ingresso della chiesa di Santa Maria. Poi spiegheremo meglio appunto come è collocata questa discesa dei candelieri, e in quel caso appunto si menzionano gli 8 candelieri con i nomi, e quindi c'è questa ordinanza per appunto il rientro in chiesa, e questa è una traccia. Successivamente andiamo ancora nel 600, andiamo ancora un po' più lontano, verso diciamo un po' più vicino ai nostri giorni. Il senso di tutto questo è nato da un grave fattore sociale, una grave malattia, si parla della peste, di diverse pesti, diciamo così, che hanno determinato la morte di migliaia e migliaia di sassaresi. L'unico motivo per cui questa peste dovesse lasciare gli uomini sassaresi era dedicarsi a Dio. Attraverso l'iconografia della Madonna Assunta, che in realtà per noi è la dormiente, alla moda greco-ortodossa, che qui in Sardegna ancora oggi è molto radicata, si è pensato che questo veicolo, cioè lei, un veicolo spirituale, potesse allontanare e sconfiggere la morte, un po' come nostro Signore. Ecco perché proprio in quel momento, cioè in quei giorni del 14-15 agosto, verso la solennità appunto della Madonna Assunta, questa peste è cessata. Quindi il sassarese ha dedicato la propria vita sociale e religiosa, attraverso i gremi di città e attraverso la città stessa ovviamente, questo voto alla Madonna. Quanti sono i gremi che oggi partecipano alla discesa dei candelieri? Oggi sono 11, si sta chiacchierando, si sta discutendo per inserire gli altri 2 gremi che in questo momento non hanno la possibilità di scendere il candeliere. Quindi in realtà i gremi oggi in città, coloro che appunto fanno vita gremiale, sono 13. Parliamo dei Massai, l'antico gremio degli agricoltori, il più importante della città storicamente, perché Sassari era contadina, Sassari era votata all'agricoltura, anche ucciurana, cioè ortolano ovviamente, anche una città commerciale, quindi i mercanti avevano sicuramente un grande ruolo, anche una città dove il gremio dei pastori anticamente era così interessante, ma magari poi ne parleremo con calma. Quindi stiamo dicendo il gremio dei Massai, poi abbiamo il gremio dei muratori, il gremio dei sarti, poi abbiamo il gremio dei calzolai, il gremio degli ortolani, il gremio dei falegnami, il gremio dei viandanti, il gremio dei contadini, il gremio dei fabbri, il gremio dei piccapietre e il gremio dei macellai. Non li ho detti esattamente nella disposizione della discesa dei candelieri. Questi sono gli 11 gremi di candeliere, poi abbiamo gli altri 2 gremi. Il gremio della Madonna Mercede, ho chiamato anticamente anche il gremio dei facchini, ultimamente si sta pensando di riconsiderarlo con questo nominativo, e il gremio degli autoferrotranvieri.